5 anni di Consiglio regionale. Si è conclusa la legislatura, una legislatura che il presidente Roberto Ciambetti ha definito dei record. Record per la lunghezza, non era mai accaduto che si arrivasse così lunghi dopo i 5 anni, questo è indipendente dalle nostre volontà, ma anche dei record perché rispetto a tutte le legislature degli ultimi 50 anni abbiamo fatto il maggior numero di sedute, il maggior numero di leggi e soprattutto, a parte i numeri assoluti, leggi e piani di qualità, leggi che aspettavano da lustri, da decenni, il piano cave che aspettava dal 1984, il PTRC, il piano di coordinamento che aspettava dal 1990, il piano trasporti che aspettava dal 92, quindi veramente un lavoro di qualità come non mai fatto da tutti i consiglieri regionali e qua dico maggioranza e anche minoranza che hanno veramente reso un servizio ai cittadini veneti come non mai. Nel corso della conferenza stampa tenutasi nell'aula consigliare di Palazzo Ferrofini, Ciambetti ha evidenziato i punti salienti che hanno caratterizzato questi 5 anni, a partire dal referendum sull'autonomia. Essere riusciti a portare i veneti a votare un referendum sull'autonomia, ricordo il Veneto l'aveva chiesto già nel 92, nel 2000 non c'era mai riuscito, portare i veneti a votare, oltre 2.300.000 veneti a votare per l'autonomia è stato un risultato anche di significato simbolico unico e con questo risultato stiamo anche utilizzando appunto il peso popolare perché a Roma capiscano che i veneti vogliono l'autonomia e soprattutto si meritano l'autonomia. La seduta più lunga è stata sulla riforma della riorganizzazione sanitaria. Il Consiglio poi non si è fermato nemmeno durante l'emergenza Covid e così quando l'acqua alta di novembre ha sommerso la città. Il 12 novembre eravamo in seduta di bilancio e l'acqua ci ha salito alle spalle, cioè dalla Cale ci ha riempito Palazzo Ferrofini appunto con l'alta marea eccezionale. Nonostante questo, 2 giorni dopo abbiamo ripreso i lavori andando a Treviso in esterna per continuare i lavori d'aula e appunto anche in questo caso l'emergenza non ci ha fermato come il virus non ha fermato la democrazia.